Io credo che noi non ci stancheremo di spiegare le ragioni ai sindaci di partecipare assieme a noi alla scelta delle soluzioni sul territorio, perché ci sembra ragionevole, perché ci sembra rispettoso di tutti, e quindi insisteremo e spiegheremo le nostre ragioni, cercando di non imporre mai soluzioni al territorio. Lo stiamo facendo all'inizio, cerchiamo solo la collaborazione. Oggi lei è in Veneto, è la regione dove si è verificata la rivolta di Quinto di Treviso con la rimozione del prefetto. Su questo argomento, perché secondo lei è stata fatta questa scelta? Guardi, non lo so, non spetta a me dirlo, sono molto contento di essere in Veneto, ho cominciato qui la mia carriera a Rovigo e quindi ho ricordi bellissimi e francamente per me il Veneto è davvero una terra che mi ha che mi ha lasciato dei grandi ricordi e nella quale torno sempre molto volentieri. A Treviso ci sono state probabilmente delle scelte più o meno opportune, sia da parte probabilmente del prefetto, sia da parte probabilmente anche delle autorità locali. Il governo ha preso una decisione o ha annunciato per adesso una decisione, io la rispetto da funzionario dello Stato senza fare commenti. Ma i colleghi sono bravi, sono impegnatissimi, al sud, devo dirle onestamente, forse voi non ve ne accorgete, ma sono veramente sotto stress per gli sbarchi che sono quotidiani. Tutti i prefetti della Sicilia sono ogni giorno sui moli ad accogliere queste persone. A nord perché fanno un lavoro molto più difficile e raffinato nella confronto con le autorità locali che giustamente poi evidentemente difendono i loro territori, difendono il tema del consenso dei loro cittadini e noi speriamo e insistiamo a trovare un punto davvero di collaborazione tutti assieme. Ma non so se si farà un hub regionale alla fine, sta sempre più prendendo piede, mi pare, nella convinzione dei sindaci e delle autorità locali, l'idea invece di un'accoglienza diffusa, di un'accoglienza per piccoli gruppi come fanno in Friuli, come fanno in Toscana e questa può essere una strada. L'accordo Stato-Regioni è appunto un accordo, come dice lei, e quindi si possono fare gli hub regionali dove vogliono fare gli hub regionali, l'hanno fatto in Emilia, lo faranno in Piemonte, si può fare accoglienza diffusa dove le autorità locali decidono con i prefetti di fare accoglienza diffusa, come si è fatto in Friuli, come si è fatto in Toscana. Napoli è stata una scelta che la collega ha fatto, credo, e ha dovuto fare per garantire comunque l'accoglienza di persone, perché stiamo parlando sempre di persone e dobbiamo stare attenti a non dimenticarlo mai. Naturalmente troveremo, la collega naturalmente sta lavorando per trovare soluzioni un po' più avanzate della Tendopoli, questo è evidente, più consone anche a un paese come l'Italia, su questo non c'è dubbio. Sì, l'ultima. Commissioni territoriali, secondo me, è quello, diciamo, uno snodo importante. Su questo il Ministro ha fatto una direttiva durissima, chiedendo alle commissioni territoriali di dare le risposte in tempi certi e smaltire immediatamente l'arretrato. E naturalmente su questo veramente non ci sono sconti, nel senso che chi risponde alla direttiva del Ministro siamo tutti contenti, chi non risponde alla direttiva del Ministro farà un'altra cosa.